Mantenere inalterati i pedaggi almeno fino al 2029 compreso, completando i lavori della terza corsia. E l'obiettivo di Autostrade Alto Adriatico. La concessionaria autostradale sarebbe l'unica in Italia a non aumentare le tariffe per 11 anni consecutivi, nonostante la forte inflazione registrata dal 22. Un obiettivo ambizioso messo nero su bianco nell'aggiornamento del piano economico finanziario da record da 1 miliardo 895 milioni di euro. L'annuncio è stato dato nel corso dell'audizione della prima commissione permanente regionale che si è tenuta a Trieste e avente come tema i bilanci e le prospettive future della società. Sì, la Commissione regionale ci ha dato oggi la possibilità di illustrare ulteriori dettagli del nostro piano economico finanziario che è ormai in procinto di essere approvato. Abbiamo stabilito di non aumentare i pedaggi di qui fino ad almeno il 2029, quindi per diversi anni non ci saranno aumenti tariffari che riguardano la rete autostradale di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Tra le opere ancora da realizzare figurano l'abbattimento e la ricostruzione di 10 cavalcavia tra San Donà e Portogruaro, 25 km di terza corsia della A4 tra San Donà e Portogruaro, incluso il nuovo casello di San Stino di Livenza, i 12 km di terza corsia dal nodo di Palmanova a Villesse, la riqualificazione del casello dell'Iser, l'allargamento del casello di Redipuglia, il nuovo casello di Alvisopoli Bibione. Ma un futuro impegnato nella realizzazione di opere fondamentali per la crescita del territorio, di opere fondamentali per la sicurezza delle persone, di opere fondamentali per la modernizzazione della nostra economia, per la modernizzazione del Paese, perché poi la rete autostradale che gestiamo è una rete autostradale ormai funzionale ai traffici europei, non più soltanto italiani.